bevuto però posso bere, però questa è una telefonata o peggio ancora un messaggio importante a cui devo rispondere, però i limiti di velocità sono troppo bassi, però le cinture di sicurezza non servono. Sono soprattutto i però sbagliati a causare gli incidenti stradali. A dirlo il primo dirigente della Polizia di Stato, Girolamo Lacquaniti, ricordando le parole del giornalista Luca Valdisserri, padre di Francesco, travolto ucciso da un'auto a soli 19 anni. L'automobile che ha investito il ragazzo era condotta da una giovanissima in stato di ebbrezza e lui ha scritto giustamente che quello che causa gli incidenti è proprio il nostro modo di pensare, soprattutto i però sbagliati. Ed è proprio il valore della parola, in tema di incidenti stradali, il cuore dell'incontro formativo dedicato ai giornalisti in prefettura a Treviso. Oggi si è parlato della comunicazione, dell'uso delle parole per descrivere gli incidenti stradali. Noi li chiamiamo incidenti, l'associazione che ci ha proposto questo corso ci chiede di incominciare a chiamarli scontri, di capire che non sono cose che accadono, che possono accadere. C'è una vittima ma c'è anche un colpevole. Ad ognuno il suo, anche le parole quindi fanno la loro parte, ma soprattutto possono trasformare la loro percezione in un vero e proprio punto di ripartenza. Può ripartire ad esempio dal linguaggio, cioè cercando di descrivere quello che accade sulla strada in maniera corretta e descrivendoli come se fossero dei reali omicidi, perché come omicidi spesso sono, quindi lavorando sul fatto che non sono degli incidenti, quindi non bisogna usare più la parola incidente, ma sono degli scontri che il 95% sono provocati da comportamenti umani che alla fine uccidono. Parole, oggi voce delle tante testimonianze, come quella di Antonia, che ha perso suo cognato ucciso sulle strade della Marca. Erano le 6:50 del mattino, Ferrante era alla guida di un camion edile, era già al lavoro da un'oretta e niente, è stata invasa la corsia da un uomo che guidava un furgone frigo sotto effetto appunto di cocaina e a bordo con Ferrante c'era anche un collega che si è fatto male e Ferrante è quello che ha avuto la peggio, purtroppo.